Presidente, buongiorno a tutti. Il titolo un po' singolare che voi vedete qui proiettato vuole essere una reminiscenza chiaramente della gioventù e della cultura classica e vuole essere un omaggio anche alla classe degli umanisti, perché fa riferimento a un episodio raccontato da Valerio Massimo a proposito di Cornelia, che rimane probabilmente nella nostro patrimonio di memoria, anche infantile, dalle elementari, quando leggevamo che Cornelia, matrona visibilissima fra le matrone romane, eh, circondata dalle sue amiche, si sentiva chiedere, ma dici, perché Cornelia sei così modesta, non hai gioielli, non hai niente, nessun ornamento addosso, tu che sei di una famiglia molto rilevante, perché in quel momento irruppero nella stanza Tiberio e Gaio Gracco, i futuri tribuni, e lei disse semplicemente, questa è la citazione testuale da Valerio Massimo, questi sono i miei gioielli. E questa è una maniera un po' piana per introdurre un argomento per certi versi imbarazzante e inquietante come il problema dei tumori e delle cellule staminali tumorali, perché io cercherò di convincervi o di farvi capire che effettivamente le cellule staminali tumorali sono quei gioielli preziosi, non preziosi per noi, ma preziosi per il tumore, che consentono al tumore di crescere, di riprodursi e eventualmente di diffondersi in un organismo. Sarà una conversazione molto piana, molto semplice, mi scuso per le diapositive che sono rigorosamente in inglese, ma vedrete che cercheremo di essere non tecnici e di scegliere, cosa peraltro difficilissima, un tono intermedio in maniera da rendermi comprensibile a tutti. Il tumore è sicuramente una malattia dei geni, non è una malattia genetica in senso stretto, ma è una malattia dei geni, nel senso che nelle nostre cellule i cromosomi che sono presenti nel nucleo sono vittime di alterazioni indotte da agenti chimici, agenti fisici, anche agenti biologici come virus per esempio, e in effetti nel nostro nucleo cellulare ogni giorno, ogni minuto del giorno si verificano degli errori, si verificano a carico del DNA che compone i cromosomi, si verificano degli errori, si rompono delle eliche, si rompono dei legami e le cellule prevedono un sistema complicatissimo e raffinatissimo, bellissimo, di riparo. Se pensate che ogni ora di esposizione al sole comporta qualche milione di mutazioni nelle nostre cellule, mutazioni che vengono normalmente riparate. Quando non vengono riparate può insorgere una trasformazione della cellula in senso maligno. Esiste anche una piccola categoria di tumori che hanno una base ereditaria in senso stretto, nel senso che nei tumori della mamella e dell'ovaio, nel melanoma, in pochi altri tumori, i tumori si manifestano nell'ambito di una famiglia con una particolare frequenza perché in quella famiglia c'è un gene alterato, un gene che non è stato possibile riparare evidentemente e che si trasmette attraverso le generazioni. È il caso classico dell'Angelina Jolie che è andato su tutti i giornali. Non voglio però che il messaggio che viene trasmesso sia il fatto che se uno ha, non so, 3 familiari nella propria ascendenza o che hanno dei tumori, questo significa che uno è predisposto o particolarmente sensibile al tumore. Significa soltanto questo, che in certi particolari tipi di neoplasie, in certe famiglie, e ci sono i criteri genetici ben precisi, i tumori possono avere una origine ereditaria. Bene, il nostro organismo è immerso in un mondo in cui agenti chimici, fisici, microbici, il 25% circa dei tumori è legato ad infezioni, questo non è comunemente noto,
ma in questo ambiente in cui noi siamo inseriti c'è un dialogo continuo fra il nostro organismo e l'ambiente che ci circonda, così come nell'ambito del nostro organismo c'è un dialogo continuo fra il tumore e il microambiente tumorale che lo circonda, che circonda le cellule neoplastiche, eh, comunicazione che si svolge e viene mediata da messaggeri chimici. Riprenderemo poi dopo questa diapositiva alla fine, quando cercheremo di mettere così qualche pulce nell'orecchio o idea su cui meditare in testa agli altri. Comunque, ecco, noi siamo questo organismo, ma siamo immersi in un ambiente molto più ampio, ma nel nostro organismo ci sono, quando c'è un tumore, delle comunicazioni continue con queste cellule. E i tumori oggi noi li consideriamo degli organi veri e propri. Una volta la visione era quella che il tumore fosse una congerie di cellule tutte uguali fra loro e basta. In realtà questo non è. Il tumore è un organo composto dalle cellule maligne, certamente, ma composta anche da cellule dell'ospite che vanno a infiltrare questa massa tumorale e che costituiscono con le cellule maligne la massa tumorale, e sono cellule dei capillari, perché anche il tumore deve nutrirsi, sono cellule del sistema immunitario che infiltrano questo tumore particolarmente importanti, sono le cellule i fibroblasti che normalmente costituiscono l'ossatura, lo scheletro della neoplasia. E in questo mondo hanno fatto irruzione in maniera prepotente negli ultimi 10-15 anni quelle che noi chiamiamo le cellule staminali del tumore. Cosa sono le cellule staminali? Le cellule staminali non sono solo del tumore, sono anche cellule normali, e le cellule staminali sono quelle che consentono dall'ovocita fecondato al nostro organismo di svilupparsi. Ci sono le cellule staminali embrionali, per esempio, che danno origine al foglietto ectodermico, che poi dopo costituirà nell'embrione la cute, ma non solo la cute, anche le cellule neuronali, perché il nostro tessuto nervoso deriva da un'invaginazione del foglietto ectodermico, quello della pelle, all'interno di una cavità, che è la nostra testa, che poi si richiude. Ebbene, e le cellule staminali tumorali, ad esempio nella cute, stanno in un piccolo recesso, in una piccola sacchettina alla base del bulbo pilifero, e tutte le cellule che squamano dalla nostra pelle, che squamano la nostra cute, vengono sostituite progressivamente da queste cellule staminali, questa volta adulte però, che vanno a rimpiazzare, differenziandosi, gli strati più superficiali della cute. Ovviamente dalle cellule staminali embrionali derivano anche tutti gli organi, il foglietto mesodermico dà origine per esempio a tutte le cellule del sistema circolatorio, dà origine ai muscoli, al tessuto connettivo, quello endodermico dà origine poi alle mucose che tappezzano tutti i nostri organi interni. Se pensate che la superficie del nostro intestino, per esempio, se la dispieghiamo tutta, è più grande di un campo di calcio, ecco, ci chiediamo come questo sia possibile. È possibile perché le cellule staminali, questa volta adulte, che persistono negli organi, continuano a mantenere questa caratteristica di staminalità, ora le vedremo, e a contribuire a sostituire le cellule che via via muoiono e che via via scompaiono per consunzione, per usura. Quali sono le caratteristiche delle cellule staminali? Stiamo parlando di cellule staminali normali, formano delle strutture particolari come gli sferoidi, hanno dei particolari marcatori che le indicano ai nostri occhi come cellule staminali, non hanno marcatori di differenziazione proprio perché sono cellule non primigenie, ma cellule precoci, diciamo così, immature, e però possono differenziarsi, e tant'è vero che le cellule che dai nostri bulbi piliferi sostituiscono maturando le cellule che desquamano dalla nostra cute, possono differenziarsi in linee mature. E alla base di tutto questo c'è la capacità di autorinnovarsi. Una cellula staminale si divide in cellule figlie, ma si divide con una divisione particolare, che noi chiamiamo la divisione asimmetrica, perché la cellula staminale dà origine a una cellula staminale uguale a se stessa e a una cellula figlia un po' diversa che poi differenzierà.
E quindi c'è questo automantenimento del pool di cellule staminali. Come vedevamo i tumori fino a qualche anno fa? Li vedevamo come una massa di cellule tutte uguali fra loro, ciascuna delle quali aveva un'autonomia di crescita, cellule trasformate capaci di riprodurre tumori e con una dignità perfettamente identica rispetto a tutte le altre compagne nel tessuto tumorale. Non è così, oggi lo sappiamo che non è così, lo sappiamo da una quindicina d'anni e non è più una ipotesi ma è una realtà. All'interno del massa tumorale c'è una gerarchia in cui le cellule staminali tumorali e solo quelle sono capaci di garantire la crescita del tumore. Tutto il resto delle cellule, e non sono tutte uguali fra loro, perché c'è una dinamica di mutazioni, anche in cellule già mutate, anche in cellule già neoplastiche, anche in cellule già trasformate, c'è una serie di cellule non staminali che non sono capaci autonomamente di mantenere la crescita tumorale, ma sono queste cellule staminali che garantiscono al tumore di poter crescere, di potersi espandere e di potersi riprodurre. Da dove derivano le cellule cancerose staminali? È una questione molto lunga. Derivano dalle cellule staminali normali del tessuto che vanno incontro a mutazioni e acquisiscono una loro autonomia e una loro capacità di automantenimento e di promulgazione della progenie neoplastica. Derivano da cellule più mature del tessuto che si sono dedifferenziate, sono ritornate indietro, ritornate bambine. Non è questa la questione che vogliamo affrontare e che abbiamo il tempo di affrontare oggi. Quello che dobbiamo accertare è che le cellule tumorali sono le reali radici della crescita neoplastica. E le cellule staminali tumorali hanno tutte le caratteristiche delle cellule staminali normali, quelle che vedevamo in chiaro e che ora vediamo qui in grigio, compreso l'autorinnovamento. E singolarmente, quando vengono trasferite in un animale da esperimento immunodeficiente, in un topo tipicamente, ecco, formano tumore con un'efficienza straordinaria e vi faccio vedere come. Furono scoperte da John Dick una ventina d'anni fa ormai nelle leucemie. Le malattie ematologiche neoplastiche hanno proceduto molto più rapidamente rispetto ai tumori solidi per la facilità e l'accessibilità, tutto sommato, dei campioni neoplastici rispetto a una massa solida nel nostro organismo. E Dick scoprì che nell'ambito delle cellule tumorali, quelle che è la leucemia, si potevano distinguere delle cellule che avevano delle etichette particolari, dei marcatori, noi li chiamiamo particolari, ad esempio questo che chiamiamo CD38. Bene, le cellule che avevano questo marcatore CD38 quando venivano inoculate in un animale d'esperimento non generavano una leucemia, ma se uno prendeva quella piccolissima popolazione di cellule leucemiche che non esprimeva questa etichetta, questo marcatore, bene, con grandissima efficienza bastavano 100 cellule per far diventare leucemico questo animale. Questo è stato esteso poi ai tumori solidi dell'uomo. Vedete lo stesso fenomeno in tumori del colon. Ad esempio, se noi da una massa tumorale deriviamo delle cellule e le facciamo coltivare, le coltiviamo in vitro in particolari condizioni, possiamo scoprire che c'è una piccola popolazione di cellule che ha un altro marcatore, che noi chiamiamo CD133. Bene, se noi inoculiamo una quantità minima di queste cellule, bastano 10-100 cellule nel fianco di un topo, si sviluppa un tumore. Se noi invece inoculiamo la massa tumorale nello stesso animale, il tumore non si genera. E lo stesso avviene con altri marcatori. Perché ci interessano le cellule tumorali e sono ora staminali un punto estremamente caldo della ricerca oncologica? Perché sono resistenti alla chemioterapia? Per tanti motivi. Prima di tutto sono cellule che si dividono poco, sono cellule quiescenti e noi sappiamo che la gran parte dei chemioterapici agisce su cellule che replicano. Non a caso chi fa chemioterapia poi ha dei fenomeni collaterali, diminuiscono i globuli rossi, i globuli bianchi, c'è la perdita dei capelli.
tutte le cellule che si replicano rapidamente sono sensibili all'azione dei chemioterapici. Bene, queste cellule non sono cellule particolarmente attive nella loro replicazione, poi hanno molto furbe ed intelligenti delle molecole che noi chiamiamo pompe di estromissione dei farmaci che sputano fuori i farmaci, per cui il farmaco penetra nella cellula, ma la cellula lo risputa fuori, lo espelle. E poi hanno anche altre alterazioni che le rendono particolarmente resistenti all'azione dei chemioterapici. Per esempio hanno una grande capacità di riparare i danni dai chemioterapici. E quindi c'è questa lotta fra il chemioterapico che cerca di distruggere la cellula e la cellula che cerca prima di escluderlo e poi di riparare i danni del chemioterapico. E quello che succede ora è questo. Noi trattiamo una massa tumorale in cui le cellule staminali sono queste rosse, il tumore scompare, nel senso che residuano solo le cellule normali, ma residuano anche le cellule staminali tumorali perché sono meno sensibili all'azione del farmaco e il tumore in alcuni casi può ripresentarsi. Che cosa noi vorremmo e che cosa la ricerca sta mirando ad ottenere? Una situazione totalmente diversa, una situazione che colpisca sì la massa tumorale, queste cellule spinose che voi vedete qui, ma anche le cellule tumorali, perché solo questo è la maniera per eradicare in maniera permanente e definitiva un tumore. Ci sono tante questioni aperte, noi stiamo soltanto sfiorando quello che è oggi uno dei noccioli forti della ricerca oncologica. Sono tante le questioni aperte che noi non possiamo discutere qui. Ad esempio, questo fenotipo, questi marcatori che queste cellule esprimono, è una caratteristica stabile oppure no? Non siamo tutti d'accordo su questo. E quali sono in realtà i marcatori giusti per individuarle? Perché il nemico bisogna conoscerlo per colpirlo. Ecco, noi non abbiamo ancora una visione molto chiara e condivisa di quelli che sono i marcatori su cui noi possiamo puntare su queste cellule in tutti i tumori, perché nei diversi tumori questi marcatori che le individuano sono diversi. Quante sono le cellule tumorali? Sono una su 1.000.000 staminali, sono una su 1.000.000 di cellule tumorali, sono una su 100.000, uno su 10.000. Sono rare, lo sappiamo, ma quanto rare sono? E dormono? E dove dormono? Soprattutto nel midollo, in altri organi? È chiaro che se sono così rare non è facile individuarle. E poi sono davvero loro responsabili del fenomeno di metastatizzazione? Apparentemente verrebbe da dire sì, ma non ne siamo totalmente certi. Insomma, ci sono tante domande ancora che animano la ricerca in questo senso. Ecco, quello che volevo farvi vedere è che queste cellule sono brave, sono intelligenti, sono furbe e si proteggono. Il microambiente tumorale è un postaccio, pessimo posto dove stare, perché è un posto in cui c'è necrosi, è un posto in cui l'afflusso di ossigeno e di nutrienti è scarso, tutto sommato, in cui ci sono tanti radicali, quei radicali che noi conosciamo, che sono tossici per le cellule. È un postaccio il microambiente tumorale. E le cellule staminali tumorali non gradiscono questo, devono preservarsi in qualche maniera da questo ambiente così ostile. Bene, e come si proteggono questi gioielli di Cornelia? Che cosa mettono in moto e in campo per garantirsi la salvezza e quindi la perpetuazione della neoplasia? Si difendono dal microambiente, esprimendo per esempio molecole estremamente singolari. Voi vedete qui delle molecole immunoregolatorie, gli inglesi la chiamano non mangiarmi, do not eat me, dei paraurti che dicono alle cellule del sistema immunitario che potrebbero distruggerle: stai lontano, stai fuori, do not eat me. Non è un'invenzione mia, è quello che noi come ricercatori in tutto il mondo
l'espressione con cui definiamo queste cellule. E poi dei fattori immunosoppressivi. Tante maniere hanno per sfuggire a questo ambiente così ostile. Uno di queste è un profilo metabolico molto particolare e molto efficiente. E qui io volevo citarvi un signore, Warburg, Otto Warburg, premio Nobel per la scoperta delle flavine, persona sicuramente geniale, che scoprì quello che noi conosciamo e che probabilmente anche molti di voi conoscono come l'effetto Warburg, che noi poi vedremo fra un attimo piccolo in azione, in clinica. Warburg era una persona geniale, è stato il maestro di Krebs, e tutto quello che noi sappiamo sulla respirazione lo sappiamo da questi signori. Era una persona però impossibile come spesso succede ai geni, per ammissione del suo allievo, e vi faccio vedere questa che è una richiesta di finanziamento arrogante, come era il tipo. Ho bisogno di 10.000 marchi. Non è che furono pienamente finanziati. Noi abbiamo, con le nostre richieste di finanziamento, diciamo, qualche problemino in più. Però gli dobbiamo molto. Era anche nazista, che completa un po' l'opera e il quadro di questo personaggio, a cui però dobbiamo molto. Lui scoprì che i tumori assorbono il glucosio, lo zucchero, in maniera molto più avida rispetto ai tessuti normali, e è questo il principio, l'effetto Warburg, che noi sfruttiamo in quell'esame che si chiama PET, la tomografia, la PET la conosciamo tutti, e vediamo qui ad esempio un tumore polmonare messo chiaramente in luce dall'assorbimento di questo glucosio radioattivo marcato con fluoro, e ci consente quindi grandi acquisizioni. Importantissimo è questo. Ecco, quello che noi ci siamo chiesti è ma anche le cellule staminali tumorali, anche loro fanno Warburg? Anche loro usano questa via metabolica particolare, che è quella che usiamo anche noi, ad esempio quando sforziamo i nostri muscoli, produciamo acido lattico e i muscoli dolgono per l'acido lattico anche, facciamo Warburg nei nostri muscoli. Ecco, le cellule staminali tumorali usano il Warburg, usano questa via metabolica particolare di utilizzazione del glucosio o no? La risposta è no. No. Nel senso che in questa massa che assorbe tantissimo glucosio e le utilizza per la via che descrisse Warburg, le cellule staminali tumorali non lo fanno. Perché non lo fanno? Non lo fanno, ci sono tanti motivi perché le cellule staminali tumorali preferiscano non usare quella via metabolica. Perché usano una via più efficiente, la via classica, la via mitocondriale, in maniera tale da sfruttare al massimo il poco glucosio che nelle cellule può esserci. Perché questo metabolismo particolare che le cellule staminali tumorali hanno gli consente di produrre delle molecole tampone in questo ambiente così ostile come il microambiente tumorale. E perché, usando la via classica di utilizzo del glucosio, non producono quei radicali che tutti noi sappiamo essere tossici, pericolosi per le cellule. Minore instabilità genetica, e le cellule tumorali staminali hanno già fatto l'errore di diventare tumorali, ma non possono fare altri errori. Non possono fare l'errore definitivo nel loro DNA e magari morire. E poi tanti altri punti. Siamo alla fine e vi ringrazio della vostra pazienza e facciamo un po' il percorso inverso. Queste ora sono le cellule tumorali staminali che conosciamo, che si trovano in un tumore, nell'organo tumore, nell'ambito di un microambiente tumorale, nell'ambito di un organismo, e tutti si parlano con tutti. Se avessimo tempo potrei farvi vedere che nel nostro corpo tutti sanno tutto di tutti.
nel senso che qualsiasi cosa succede in una parte del nostro corpo attraverso mediatori chimici viene comunicata altrove, e anche il riflesso condizionato classico pavloviano si trova nel nostro organismo. Ma per chi avrà delle curiosità, poi dopo alla colazione possiamo fare due chiacchiere. Bene, e arriviamo a chiudere con questo non è Warburg, questo è Feuerbach, e con il sottotitolo di un libro che Feuerbach scrisse, questa apparenza seria o seriosa, se vogliamo, in realtà doveva essere una persona anche spiritosa. Qui c'è un piccolo gioco di parole fra essere e mangiare. L'uomo è quello che mangia. E questo è alla base, mi perdoneranno i filosofi qui, probabilmente del materialismo storico, o si inserisce in un filone di pensiero filosofico che sicuramente voi conoscete meglio di me. Ma io non voglio parlarvi questo e né rubarvi altro tempo, non voglio introdurre il discorso le carni rosse fanno male, bisogna mangiare 7 porzioni di vegetali, vitamine. Non è questo che voglio dire, vi voglio introdurre un altro punto che vi faccia pensare, a quello che noi chiamiamo il microbioma. Microbioma vuol dire la massa di microbi che noi ci portiamo dietro, nonostante tutte le igieni personali. Noi abbiamo quasi 10.000 specie di microbi che abitano il nostro corpo. E se facciamo un conto, qualcuno evidentemente si è preoccupato di farlo, quasi 1,5 kg, 2 kg del nostro peso corporeo è fatto da microbi, il che è inquietante per certi versi. Molti di questi sono microbi commensali dei nostri compagni, molti sono utili, la vitamina K viene prodotta grazie ai microbi. Ecco, questo l'abbiamo scoperto negli ultimi anni, e voi potete dire, ma questo cosa ci azzecca con le cellule staminali tumorali e i tumori? Ci azzecca, per citare un politico del passato o del presente, tornano sempre, probabilmente avrà a che fare e dovremo farci conti nei prossimi anni. Questo è un lavoro pubblicato su una rivista di grossissimo prestigio che dimostra, uno dei pochi lavori per ora, che dimostra che la colonizzazione del nostro intestino da parte di certi stipiti batterici rispetto a certi altri può influenzare la risposta alle terapie antitumorali. Per cui si apre un mondo per la ricerca, lavori in corso, però chiudiamo con un messaggio positivo. Abbiamo parlato di cose non belle, il tumore, cellule staminali tumorali. Ecco, questo vi faccio vedere come è cambiato negli anni la situazione per un tumore particolarmente ostico, il tumore del polmone, la bestia nera probabilmente degli oncologi. Un tumore che porta a perdere il paziente nel giro di pochi mesi e sicuramente non di anni. Questa è la situazione di qualche anno fa, e questa è la situazione con le nuove terapie che la ricerca ha e sta mettendo a punto e sempre più metterà a punto. Se il 80-90% dei pazienti progrediva e lo perdevamo nel giro di 2 anni, oggi più del 50% dei pazienti dopo 2 anni continua a vivere e non progredisce. E questo non vuole essere un incentivo a fumare. La battuta non è mia, ma di un congressista negli Stati Uniti che presentava questi dati. Vuole essere un messaggio che le cose stanno cambiando e che la ricerca sta cambiando la faccia del nostro rapporto con i tumori. Questo è Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, premio Nobel anche lui, era un chimico e ci dimostra, è l'ultima diapositiva, ci dimostra quanto la fertilizzazione fra persone diverse, di cultura e di ambiti diversi, possa essere positivo. Lui giocava
con i coloranti per tessuti, con Bayer, e però aveva molti amici biologi, fisiologi, erano anni bellissimi quelli dei primi anni del secolo e della fine del secolo dell'Ottocento. E siccome si sporcava e si colorava le mani con le aniline, gli venne l'idea di chiedere agli amici, dice, ma perché non le metti sulle fettine di tessuto? E l'istologia classica, di cui noi oggi usufruiamo, lo dobbiamo a questo signore, che probabilmente era altrettanto geniale, forse più di Otto Warburg, ma che doveva avere un buon carattere, e che diceva che per fare una buona ricerca ci vogliono 4 G. In tedesco il Geld, Gesetzkei, praticamente ci vuole i soldi per fare ricerca, e questi AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in Italia contribuisce per la maggior parte al sostentamento dei ricercatori del settore. Ci vuole il Geschick, che vuol dire bisogna essere capaci, perché sennò bisogna cambiare mestiere, ma bisogna anche perseverare, avere quel Geduld che bisogna lavorare. E lui era geniale sicuramente, ma lavorava tanto. E poi ci vuole un pizzico di fortuna, e quella credo che non si possa negare. Per cui con questo auguro a tutti buon Natale, buone feste, e vi ringrazio della pazienza.